Ciao, benvenuto. Nel video di oggi ti voglio parlare brevemente del progetto Rete Radio Montana. La Rete Radio Montana è un progetto a livello nazionale su base volontaria che mira ad aumentare la sicurezza degli escursionisti mediante le comunicazioni radio. Lo scopo del progetto è quindi andare a connettere via radio gli escursionisti in modo tale da aumentare il grado di sicurezza soprattutto nelle zone dove la rete cellulare non è disponibile. Chiunque vi può partecipare, le uniche condizioni richieste sono il frequentare la montagna e i boschi italiani sia per svago che per lavoro e il possesso di una ricetrasmittente PRM 446. A livello nazionale per le comunicazioni è stato stabilito un canale unico e libero, denominato canale 816. Attraverso questo canale possiamo comunicare agli utenti in ascolto la nostra posizione e tutta una serie di informazioni operative utili per la nostra sicurezza ma anche per quella degli altri escursionisti. Inoltre, in caso di emergenza, se il nostro cellulare non ha rete, possiamo utilizzare la radio per chiedere aiuto ad un altro utente che chiamerà per conto nostro il soccorso alpino. In ogni caso, una volta allertati i soccorsi, è utile far sapere che utilizziamo la Rete Radio Montana, in quanto alcuni organi di soccorso stanno aderendo al progetto e in caso di emergenza potrebbero effettuare delle chiamate sul canale 816 per mettersi in contatto con l'infortunato e quindi abbreviare i tempi di recupero. Le ricetrasmittenti PMR sono di libera vendita e di libero utilizzo. In Italia ci sono solo due obblighi per chi possiede questo tipo di radio. Il primo è effettuare una comunicazione all'ispettorato territoriale della regione. Il secondo è il pagamento di un bollettino la cui cifra è fissa ed è indifferente dal numero di apparecchi in possesso. Questo è in breve il progetto Rete Radio Montana. Tutte le informazioni le troverai sul sito internet, di cui ti lascio il link sotto in descrizione. Da circa un mese faccio parte anch'io del progetto e ritengo che sia davvero una bella idea e che vada sviluppata il più possibile. Oltre alla possibilità di chiedere aiuto in caso di emergenza se il nostro telefono non riceve la rete GSM, ritengo un punto di forza di questo progetto la possibilità di scambiare informazioni con gli altri escursionisti. Utilizzando il canale in maniera accorta è possibile comunicare agli altri escursionisti tutta una serie di informazioni utili come ad esempio il meteo, la presenza di neve o di ghiaccio oppure la condizione dei sentieri o delle vie ferrate. Ovviamente, maggiore il numero di persone che partecipano a questo progetto e maggiore sarà la copertura fornita nelle zone montane, per cui se sei interessato ti invito ad andare sul sito, a leggere tutte le informazioni e poi eventualmente ad aderire al progetto. Il link, ti ricordo, lo lascerò sotto in descrizione. Oltre al link del sito internet ti lascerò anche un paio di link ad altri video, soprattutto di un ragazzo che spiega in maniera chiara che cosa sono le ricetrasmittenti PRM 446, qual è la normativa e spiega anche come vanno utilizzate, insomma dà tutta una serie di informazioni utili su queste radio, anche per chi è proprio un neofita e di telecomunicazioni radio non ne capisce molto. Inoltre ti lascio anche un paio di video esplicativi del progetto. Io per oggi ho finito qua, ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti ricordo di controllare i link sotto in descrizione e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!